Buongiorno a tutti, eccoci qui per un'altra lezione di yoga. Cominciamo ad aprire bene le spalle, rilassare tutto il corpo, sentiamo tutto il corpo disteso, non deve esserci nessuna tensione e cominciamo come sempre ascoltando il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome. Lasciamo fluire il respiro spontaneamente, semplicemente ascoltiamolo. Forse sentiremo un movimento minimo nell'addome, però cerchiamo di seguirlo con attenzione. Sentire quando il respiro entra, l'addome si espande un po'. Sentire quando il respiro esce, l'addome si contrae leggermente. Ascoltiamo il nostro respiro, dimentichiamoci di tutto il resto, c'è solo il nostro respiro e proviamo a percepire anche il piacere di respirare. Sentire la vita entra come un soffio a ogni respiro. Bene, adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, come se volessimo cogliere delle mele da un ramo alto, alto, altissimo. Dobbiamo stirarci bene, dobbiamo sentire lo stiramento su tutto questo lato, lo stiramento dell'ascella, su bene verso l'alto. Poi lentamente abbassiamo il braccio, rilassiamo. Ascoltiamo per un attimo la differenza tra un braccio e l'altro. Cerchiamo di tenere le braccia completamente rilassate, morbide. Poi su l'altro braccio, su verso l'alto, tocco il soffitto, colgo le mele, su ancora. Poi il braccio si abbassa, rilasso e ascolto. Teniamo sempre le spalle bene aperte, non facciamo questo, no, apriamoci. Adesso su ancora questo braccio e poi lo spingiamo nella direzione opposta. Teso, forte il braccio. Teniamolo così un attimo, incliniamo anche un po' la testa. Poi su verso l'alto e lo abbassiamo. Ascoltiamo ancora per un attimo. Poi sull'altro braccio, allungo, allungo, allungo. Lentamente mi inclino, spingo il braccio lontano. Poi su e il braccio ritorna e rilassiamo. Adesso muoviamo le spalle, muoviamo una spalla per volta con un movimento lento, cerchiamo di fare un bel movimento rotondo, morbido. Spingiamo la spalla in avanti, poi su verso l'alto, su verso l'orecchio, poi indietro, la spingiamo bene indietro e la facciamo scendere. L'altra spalla in avanti, su, la spingiamo bene su verso l'orecchio, indietro, scende e ritorna. Adesso nella direzione opposta, questa spalla la portiamo indietro, su, la spingiamo verso l'alto, in avanti e scende. Indietro, su verso l'alto, in avanti e scende. Rilassiamo, teniamo le spalle bene aperte, sentiamo lo spazio nel torace, sentiamo lo spazio nella schiena. Fermiamoci ancora un attimo, rilassiamo e poi sciogliamo sempre un po' le cervicali. Flettiamo la testa in avanti, la portiamo al centro, la estendiamo indietro, sentiamo tutta la gola che si distende. Ritorno, uniamo anche il respiro, il ritmo del respiro. Inspiro, espiro, fuori il respiro.
Inspiro al centro, espiro. Ancora, inspiro, espiro. Inspiro, espiro e ritorno. Fermiamoci un attimo, ascoltiamo il collo, la nuca, la gola, sentiamo che si muove energia. Adesso giriamo la testa verso una spalla, sempre tenendo il mento parallelo al pavimento, non su, non giù. Torno al centro e l'altra spalla. E adesso uniamo anche il respiro. Inspiro dentro l'aria, espiro fuori l'aria. Ritorno, inspiro, espiro. Torno al centro, ancora una volta, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. E ritorno. Adesso giù la testa, disegniamo dei cerchi con leggerezza, senza forzare, tutti i movimenti morbidi, sempre ascoltando, cerchiamo di percepire il peso della testa. Nell'altra direzione, ascoltiamo sempre come si muove il collo, come lavorano i muscoli, le articolazioni, i legamenti. Ancora una volta. Immaginiamo di muovere una piccola sfera dorata. Ancora. E ci fermiamo. Rilassiamo completamente. Portiamo tutta l'attenzione alla testa. Cerchiamo di percepire che dalla nuca l'energia sale verso la sommità del capo. Tutta l'attenzione alla nostra testa. Vediamo la nostra testa come un vaso che è sempre pieno di pensieri, di parole, di immagini, e svuotiamola completamente, svuotiamola di tutto. Vediamola come un vaso vuoto, come una sfera di cristallo che lentamente si riempie di luce e non c'è posto per i pensieri. Si fermano, si allontanano, se ne vanno. Tutto rallenta. Bene. Adesso portiamo un braccio in avanti, l'altra mano alla spalla, passiamo sopra il braccio con la mano, premiamo un po' con la mano sotto il braccio e portiamo la mano all'altra spalla. Rilassiamo. L'altro braccio in avanti, mano alla spalla, alla mano, all'ascella e all'altra spalla e rilassiamo. Adesso facciamo lo stesso movimento, cerchiamo di farlo un po' velocemente, per sempre premendo bene la mano, avanti il braccio, spalla, mano, ascella e all'altra spalla, rilasso. Altro braccio, spalla, mano, ascella e l'altra spalla e rilasso. Proviamo a farlo ancora una volta, avanti il braccio, spalla, mano, ascella e spalla, rilasso, il braccio teso, spalla, mano, ascella, spalla. Rilassiamo completamente, abbandoniamo completamente le braccia, ascoltiamo. Cerchiamo di percepire l'energia che si muove nelle braccia, le piccole vibrazioni.
Cerchiamo di sentire la pelle, le sensazioni sulla pelle, i muscoli, le ossa. Sempre le spalle bene aperte, le braccia abbandonate. Portiamo verso l'alto i palmi delle mani, rilassiamo completamente e sentiamo che questa energia che si muove nelle braccia, come tante piccole vibrazioni, arriva fino alle mani, fino ai palmi delle mani. Sentiamo come sono vive le nostre mani. Tutto quello che si muove sui palmi delle mani e dentro le mani. E poi rilassiamo. Adesso allunghiamo le braccia in avanti, ruotiamo da un lato, la mano si appoggia all'altra spalla, la spalla opposta. Ritorno al centro, nell'altra direzione. Giriamo anche la testa, torno al centro e rilasso. Lo facciamo ancora, braccia in avanti, uniamo il respiro adesso. Inspiro, espiro. Ritorno, inspiro, espiro. Ritorno, rilassiamo. Lo facciamo un'altra volta, braccia tese in avanti, inspiro, espiro. Ritorno, inspiro, espiro. E ritorno. Allungo bene le braccia in avanti e le abbandono. Incliniamo piano la testa da un lato all'altro con un movimento morbido. Poi ci fermiamo. Adesso prendiamo la posizione del fiore chiuso e del fiore aperto. Chiudiamo i pugni, incrociamo le braccia, le appoggiamo sul petto e ci chiudiamo completamente. Immaginiamo di essere un piccolo fiore con tutti i petali raccolti. E poi arriva un raggio di luce, un raggio di sole. È come un richiamo per il fiore. Il fiore comincia a aprirsi, comincia a sbocciare. Niente può impedire lo sbocciare di un fiore. E lentamente il fiore comincia a aprirsi. Piano piano ci raddrizziamo, cominciamo a separare le braccia, raddrizziamo la testa, apriamo lentamente le dita delle mani come se fossero dei petali. E continuiamo ad aprirci e fermiamoci così, col viso verso l'alto, i palmi delle mani verso l'alto. Se le braccia si stancano le possiamo anche appoggiare e sentiamoci come un fiore completamente aperto, si offre alla luce, riceve il dono della luce. Un fiore che si apre all'azzurro del cielo, al vento, alle nuvole, al sole, alla pioggia. Un fiore che si nutre di luce e si riempie di luce. Poi lentamente torniamo nella posizione del fiore chiuso. Piano piano si chiudono le dita delle mani, le braccia si incrociano ancora, la testa si abbassa, le spalle si incurvano un po'. Fermiamoci nella posizione del fiore chiuso. Il fiore ha ricevuto il dono della luce. È rimasto un piccolo punto di luce splendente dentro il sole, dentro il fiore. Il fiore lo accoglie, lo sente dentro di sé. Tiene questo punto di luce stretto nel cuore
come un tesoro prezioso. E poi lentamente sciogliamo la posizione e teniamolo, questo punto di luce dentro il cuore. Adesso facciamo questo movimento. Ci abbassiamo un po', ci portiamo sul lato e ci allunghiamo completamente verso l'alto. Poi giù ancora, scendiamo, andiamo sull'altro lato, su, allunghiamo bene tutta la colonna vertebrale. Mi abbasso, su, mi allungo. Ancora, scendo e risalgo. Scendo e risalgo. Ancora una volta, scendo e risalgo. Torno al centro, mi allungo ancora bene verso l'alto, cerco di creare spazio tra tutte le vertebre, tengo le spalle bene aperte. Mi fermo un attimo così. Poi rilassiamo. Teniamo le mani sulle ginocchia e inspirando inarchiamo bene tutta la colonna vertebrale. Adesso ci muoviamo al centro. Espiro, chiudo, scendo un pochino. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. E adesso cerchiamo di lasciarci andare completamente, abbandoniamo completamente la testa, lasciamo cadere le spalle, lasciamo cadere le braccia. Dobbiamo sentire che si stirano, si allungano bene i muscoli alti della schiena, tutta la muscolatura dorsale. Fermiamoci un attimo così. E poi con calma ci risolleviamo. Portiamo le mani davanti al petto, con i palmi delle mani in avanti. E mentalmente ci portiamo nello spazio davanti al cuore, uno spazio ampio, aperto, luminoso. È lo spazio della fiducia. Fiducia in noi stessi. Rimaniamo un attimo così in questo spazio che ci accoglie. Fiducia in noi, fiducia nei giorni che ci aspettano. Fiducia che riusciremo ad affrontare tutte le difficoltà. Fiducia nel nostro valore, nel nostro coraggio. Poi incrociamo le braccia sul petto, mentalmente ci portiamo nello spazio dietro al cuore, è lo spazio del perdono. Imparare a perdonare tutto, imparare a perdonare anche a noi stessi, imparare a perdonare alla vita, al destino, se non ci ha portato tutto quello che volevamo. Perdonare tutto a tutti, non continuare a rivivere nel presente eventi passati. Rendersi conto della sofferenza che causiamo a noi stessi quando non vogliamo lasciare andare. Poi sciogliamo la posizione delle braccia. Rimaniamo ancora per un attimo in quel luogo del cuore dove c'è la fiducia, dove c'è il perdono, dove c'è una bella apertura, dove c'è la serenità. Vi ringrazio. La lezione di yoga è terminata e vi aspetto alla prossima lezione.